Al momento appare difficile che il Movimento 5 Stelle insomma, abbia i numeri per presentare il proprio candidato di minoranza. Voi siete disposti oppure no a fare un accordo con il resto delle opposizioni? Ma mi sembra una cosa molto difficile, anche perché appunto se viene concordato un nome, poi questo nome dovrà farsi rappresentante di tutta l'opposizione. Non credo di poter, anzi sono sicura di non poter prendere accordi per condividere un nome anche con il resto dell'opposizione. Noi come movimento faremo le nostre selezioni online e per cui porteremo come voto e come candidato all'elezione del Presidente della Repubblica quello che uscirà dalle nostre consultazioni, e trovo difficile poter scegliere altro. Dico qui dentro, come grandi elettori. E certo, ma siccome come Movimento 5 Stelle poi a Roma noi porteremo quello che verrà fuori dalla nostra consultazione, sarà quello che dovremo portare. Mettiamo anche che ci si metta d'accordo e per qualche motivo diamo fiducia o votiamo un altro dell'opposizione, quest'altro dell'opposizione non porterà mai il nome del Movimento 5 Stelle, cioè, o forse per solo un caso cosmico, quindi non è possibile per noi fare accordi con nessuno. Il profilo del nuovo Presidente della Repubblica? Il profilo deve essere una persona integerrima, di esperienza, che ami l'Italia, che combatta per il nostro paese e che possibilmente non abbia nulla a che fare con le manie europeistiche.